I futuristi dicevano che la guerra è la sola igiene del mondo. I futuristi si chiamavano così, ma sono ormai anche loro passato. Ma c'è chi lo sostiene ancora e ne dà prova con le proprie azioni. Ma la guerra cos'è? Forse non si vede? La guerra è violenza, sopruso, disperazione. La guerra è stupro eletto a sistema, un incubo senza senso. Si promuovono le guerre di religione accostando i termini madre e guerra, come se fosse realmente possibile accostarli. Si tifa per lo scontro di civiltà, come che le civiltà possano scontrarsi. Fanno la guerra in nome di Dio, come se giocasse nella loro squadra, come che loro potessero guardarlo negli occhi, e questo non è possibile. Ma se Dio guardasse a noi, forse il suo sguardo passerebbe da quello delle vittime innocenti e solo attraverso quello. Lo sguardo di una bambina che un miliziano di uno dei tanti eserciti di Dio ha condannato a morte, per dire di un orrore qualunque di quelli che si leggono sui giornali o che si ascoltano in televisione. Proviamo a tenere ferma questa immagine, se ci riusciamo, senza volgere lo sguardo altrove. Fermo immagine. L'immagine di Dio non si può immaginare, ma io rimango fermo a guardare, senza sapere dove, senza sapere quale. Il sole dietro un muro bianco, bianco e spettrale, e nel silenzio intero un futile parlare, l'inutile procedere di tutto questo andare, vivere senza scopo e senza dubitare, ma so con precisione, lo so senza sbagliare, che non si è dato un nome e non può tollerare di doversi arruolare come fosse un guerriero, come fosse un guerriero, un eroe nazionale, il padre della patria, un figlio in Palestina, un profeta nostrano, arabo israeliano, il manichino nudo da usare come scudo. E so con precisione, precisamente avverto, che certamente Dio non è nemmeno sardo. L'immagine di Dio non si può immaginare, io rimango solo a pensare e pensare a una martire innocente, soltanto una bambina, ed in cambio di niente forse Dio si avvicina.
Grazie.